Nel variegato mondo delle truffe torna con un restyling post-Covid quella del falso corriere. Nel mirino negozi vari, ma soprattutto quelli di abbigliamento, che nell'e-commerce stanno trovando una nuova frontiera. La dinamica è praticamente questa: passa una persona in borghese, ovviamente vede degli scatoloni, dei colli davanti all'interno del negozio, chiama da un cellulare e dice: sono il corriere, devo venire a ritirare perché so che avete degli scatoloni da ritirare. Il commerciante, magari non preparato oppure indaffarato, dà l'ok, arriva il finto corriere e porta via gli scatoloni che arrivano dall'e-commerce, magari per le vendite online, oppure scatoloni di resi a fornitori, e quindi il commerciante resta così a mani vuote. Lo stesso Capitanio racconta, è stato vittima di un tentativo di truffa che lui ha riconosciuto. L'attenzione deve essere alta. L'attenzione da dare ai colleghi non solo nell'abbigliamento ma in tutti i settori, di far riconoscere il corriere e che siano anche i ritiri programmati e con il numero di reso. Verificare se il corriere assegnato è quello che il fornitore ha assegnato o quello che abbiamo acquistato noi, quindi tutti i corrieri ufficiali hanno il tesserino e quindi magari fare una foto al tesserino può essere una cosa molto utile. E se malauguratamente la truffa andasse a segno, l'invito è sempre quello di fare denuncia alle forze dell'ordine.